Piero Ruzzante, storico e politico sia in ambito locale che nazionale, in occasione del nuovo appuntamento del Perilibro organizzato dalla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa, ha presentato il suo ultimo libro L'acqua non ha memoria, storia salvata del disastro del Vajont, edito da UTET. È un libro basato sulle carte, è scritto come un romanzo, ma in realtà ogni virgola dentro questo libro si fonda su carte di archivio, le carte degli interrogatori e soprattutto ricostruisco l'ultima settimana di vita del popolo del Vajont in quella vallata prima che accadesse quello che è successo con la caduta e il crollo del Monte Toc sul bacino della diga del Vajont. E anche il dopo ha una sua importanza perché dalle carte che io ho studiato per 4 anni e mezzo è emersa una verità che ancora non era stata scritta da nessuno, e cioè che gli scienziati che in qualche modo dovevano costruire la storia di quello che era successo, anziché lavorare al servizio della verità, al servizio delle 1910 vittime che in 4 minuti hanno perso la loro vita nella strage del Vajont, hanno lavorato al servizio della SADE, ancora una volta al servizio della SADE, al servizio dell'Enel, perché nel frattempo la SADE era diventato Enel, quindi ancora peggio perché si tratta di un ente pubblico, e per costruire un'altra verità, cioè quella della imprevedibilità dell'evento del Vajont. Questa cosa mi ha molto colpito perché c'erano appunto 1910 persone che avevano perso la loro vita, era evidente a tutti quello che era successo nel corso degli anni, la SADE sapeva tutto 3 anni prima che accadesse, che c'era una frana che sarebbe venuta giù, che era di dimensioni enormi. E quindi questo tentativo di costruire un'altra verità, cioè quella dell'imprevedibilità, è apparso ai miei occhi come un tentativo di depistare e soprattutto di spostare la verità attraverso l'uso di scienziati che, anziché rispondere alla nostra Costituzione, al cui articolo 33 dice l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, rispondevano al criterio del profitto, dei soldi, ancora una volta, sia prima della vicenda del Vajont sia dopo. E questo è un po' quello che emerge, ovviamente tutto documentato e tutto scritto all'interno del libro, è una storia che non è mai stata scritta. Lei diceva 4 anni e mezzo di studi. Quante difficoltà ha avuto nel trovare anche documenti che fin poco tempo fa erano anche segretati? Sì, assolutamente sì, è stata una difficoltà enorme, anche se un po' la fortuna premia sempre gli audaci, cioè chi si incammina in un percorso riesce a trovare delle carte e dei documenti che erano rimasti per lo più ignoti, per esempio i documenti della difesa della SADE, degli avvocati della difesa. L'avvocato principale si chiama Alessandro Brass, è noto ai più per essere il padre del regista Tinto Brass. Non solo, è stato anche il vice sindaco di Venezia in epoca fascista, e questo avvocato ha difeso il principale imputato della vicenda del Vajont, l'ingegner Biadene. E all'interno delle carte e delle documentazioni che sono state consegnate a Venezia all'Ateneo Veneto ho ritrovato i segreti della difesa, e tra questi segreti c'era il tentativo in qualche modo di spostare i documenti che stavano scrivendo alcuni geologi di fama mondiale, come il famoso geologo Müller, uno dei primi che aveva individuato la frana, ma che si fa convincere e condizionare dall'avvocato Brass, che non ha conoscenze e competenze geologiche, e modifica i propri documenti a favore della SADE anziché a favore della verità. Questo è stato il principale documento. Poi emergono altre storie, la storia degli avvocati difensori, dei colpiti dalla strage del Vajont, dei familiari, e anche qui è una bellissima storia che racconto.
emerge una figura importantissima nella vicenda del Vajont, che è quella di Lorenzo Rizzato. È un tecnico universitario che prende delle carte, delle documentazioni che risalivano al 1960, queste documentazioni. Erano stati fatti degli studi dall'Università di Padova per capire cosa sarebbe successo in caso di frana nel bacino del Vajont. Quasi 3 anni prima dell'evento del 9 di ottobre del 63. Quindi la SADE aveva già affidato all'Università di Padova uno studio per capire quali erano i possibili danni. Prende questa documentazione dopo il 9 ottobre e la porta fuori, la consegna a un deputato e viene fuori un'altra verità, che non è quella di un sasso che è caduto dentro un bicchiere, che ha bagnato una tovaglia e in quella tovaglia c'erano 1910 persone, quella scritta da Dino Buzzati in un articolo di fondo del Corriere della Sera, il più importante giornale quotidiano nazionale. Non era neanche quella raccontata dal Gazzettino, per cui era stato un terremoto la causa. Il terremoto era stato la conseguenza del crollo del Monte Toc, non la causa. Quindi non è colpa di una fatalità, non è colpa della natura matrigna, ma è colpa degli uomini che non hanno ascoltato in prima istanza quello che gli avevano detto i tecnici, cioè che il crollo sarebbe venuto giù, la frana sarebbe caduta sul lago, con conseguenze che potevano essere anche disastrose. E Lorenzo Rizzato è stato arrestato. Per 7 giorni è finito in galera. È l'unico che finisce in galera insieme a Biadene. Alla fine del processo si farà 1 anno di galera. Lorenzo Rizzato 7 giorni, poi viene assolto per fortuna per insufficienza di prove, però solo per insufficienza di prove, ma sarà sospeso dal suo incarico all'università per 4 anni. Allora, anche queste sono piccole storie. E poi ci sono le voci del Vajont. Il libro si apre sulle voci del popolo del Vajont e sono voci impressionanti, riascoltate 60 anni dopo. Sono voci che io riporto in vita e sono orgoglioso di aver fatto questo lavoro, perché mai era stata data l'attenzione a quelli che sono rimasti sullo sfondo della storia, ma invece sono i veri protagonisti, quelli che avevano protestato, gli operai che avevano fatto sciopero, gli operai che lavoravano in diga, che avevano fatto sciopero perché avevano paura. La storia di chi il 9 di ottobre era a pescare sul lago, si accorge di quello che sta accadendo, torna a casa e salva la moglie avvisandola di andare a dormire a casa dei genitori. Cioè sono 1000 intrecci, 1000 storie di chi si è salvato grazie a una partita Real Madrid-Glasgow che si giocava quella sera, perché magari è andato al bar più in alto del paese, e chi invece è morto a causa della partita perché era magari in Valsoldana ed è sceso a Longarone. In Valsoldana non arrivava il segnale televisivo, è sceso fino a Longarone per vedere quella partita e è morto a causa di quella partita. Ecco, 1000 storie che si intrecciano, in cui la distanza tra la vita e la morte a volte è talmente sottile che neanche si percepisce. Il titolo del libro è L'acqua non ha memoria. Secondo lei, al giorno d'oggi, noi abbiamo imparato qualcosa? Abbiamo memoria? Allora, il titolo l'ho tratto da una frase di Ramon de la Serna, che aveva inventato un nuovo genere letterario, le gregerias. Erano piccole frasi ironiche che contenevano un messaggio anche filosofico, culturale. La sua frase è: l'acqua non ha memoria, per questo è così limpida. Il senso di questo titolo è non solo che l'acqua non ha memoria, l'uomo sì, ma è anche restituire all'acqua il suo valore. L'acqua è ciò che cerchiamo nell'universo per stabilire dove c'è la vita. Non è colpa dell'acqua, la strage del Vajont non è colpa dell'acqua, non è colpa della natura matrigna, è colpa dell'uomo che non ha saputo comprendere quello che accadeva, non ha presentato le indagini geologiche, non ha fatto le indagini geologiche. Il bacino del Vajont è iniziato senza avere a supporto una indagine geologica degna di questo nome, perché Dal Piazza firmava i documenti della SADE a piè di lista senza aver fatto un reale studio. Quindi il senso di questo titolo è esattamente quello che non è stata una fatalità la vicenda del Vajont. Io credo che abbia insegnato molte cose la vicenda del Vajont e continui a insegnarle. Anche a 60 anni di distanza ci sono oltretutto delle novità nel mio libro che insegnano come
la scienza non può essere asservita al potere e al profitto soprattutto. La scienza deve essere al servizio dell'uomo, degli uomini e delle donne, delle popolazioni, deve essere quella che mette il sigillo se un'opera si può fare o non si può fare, quindi devo avere la certezza che quella scienza deve rispondere a un criterio e a dei valori etici, morali, uso questi termini antichi ma che valgono ancora oggi. Non è che abbiamo sempre imparato, la vicenda del Ponte Morandi ci dimostra come si è ripetuta un po' la storia del Vajont e tante voci di tanti popoli che urlano ancora oggi sono inascoltate dalla politica, lo dice uno che la politica l'ha frequentata ai piani alti. Detto questo però, è evidente che bisogna continuare a lottare, è un libro di lotta, e non solo perché è un libro di resistenza, perché quasi tutti i protagonisti di questo libro avevano fatto la resistenza, erano partigiani, i protagonisti positivi di questo libro avevano fatto la resistenza ed è una resistenza perché devono aspettare 8 anni per vedere la fine del processo. Ma è anche un libro di lotta, nel senso che se non è così cerchiamo che il Vajont diventi una lezione positiva per il nostro futuro, si possa costruire un futuro anche tenendo conto della lezione del Vajont. È il modo migliore per non dimenticare e per riattribuire un giusto ruolo alle 1910 persone che vengono ricordate come quasi 2000 vittime. Io invece ho voluto parlare di molte di loro all'interno di questo libro perché avevano un nome, un cognome, una vita, in 4 minuti gli è stata portata via.